Il Mozambico ha diritto alla pace. Il commiato del Papa nella messa a Maputo, Francesco, ha invitato a superare corruzioni e interessi. Odio e vendetta non possono essere il motore di un paese, ha ribadito. Dopo il via libera del Tribunale all'utilizzo dei locali, i primi contatti tra Regione e Comune per la futura sede del Centro per l'Impiego di Chiavari. Nei prossimi giorni sopralluogo dei tecnici nel nuovo Palazzo di Giustizia. Primo break estivo portato dal passaggio di una perturbazione in transito sulla Liguria. Nella notte piogge e temporali, soprattutto nell'estremo levante, temperature tornate nella media del periodo. Tanti turisti quest'estate nel Parco dell'Aveto alla scoperta delle tradizioni e dei prodotti tipici del territorio, molti anche gli stranieri che hanno scelto l'entroterra. Un'occasione per riflettere su cosa sia la liturgia e cosa significhi per la vita della diocesi. Nutrita partecipazione alla giornata di riflessione che si è svolta al Monastero delle Clarisse a Levi. Buongiorno ai telespettatori di Tigugli Oggi. Ultimo atto del viaggio apostolico di Papa Francesco in Mozambico. Il pontefice questa mattina ha celebrato la Santa Messa nello stadio di Zimpete a Maputo prima di partire alla volta del Madagascar. Non si può costruire il futuro su quello che viene definito l'equità della violenza, su vendetta, odio e corruzione, ha detto il pontefice. La via è quella dell'amore senza aspettare nulla in cambio. Sentiamo. Amate i vostri nemici. Le parole del Papa ribadiscono quelle di Gesù nel Vangelo di Luca. Il pontefice le rivolge direttamente al popolo del Mozambico, chiamato a farle sue per trovare la pace nel proprio futuro. Oltre 60.000 persone sotto la pioggia hanno accolto Francesco nello stadio di Zimpete per l'ultima tappa del viaggio apostolico in Mozambico. L'equità della violenza è sempre una spirale senza uscita e il suo costo molto elevato. Francesco ha condannato con forza la cosiddetta legge del taglione, della vendetta occhio per occhio, dente per dente, invitando sia i singoli ma anche i gruppi a vivere la carità del perdono. C'è un'altra strada possibile perché è fondamentale non dimenticare che i nostri popoli hanno diritto alla pace. Voi avete diritto alla pace. Per rendere il suo invito più concreto e applicabile nel quotidiano, Gesù propone una prima regola d'oro alla portata di tutti. Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Il Mozambico possiede un territorio pieno di ricchezze naturali e culturali, ma paradossalmente, ha constatato Francesco, con una enorme quantità di popolazione al di sotto del livello di povertà. E a volte sembra che coloro che si avvicinano con il presunto desiderio di aiutare abbiano in realtà altri interessi. Ed è triste quando ciò accade, detto Francesco, tra fratelli della stessa terra che si lasciano corrompere. È molto pericoloso accettare che questo sia il prezzo che dobbiamo pagare per gli aiuti esterni. Questo è il miglior termometro per scoprire le ideologie di ogni genere che cercano di manipolare i poveri e le situazioni di ingiustizia al servizio di interessi politici o personali. Solo così potremo essere, dovunque ci troveremo, semi e strumenti di pace e di riconciliazione. Odio e vendetta poi non possono essere il motore di un paese, è necessario superare corruzione e interessi politici o personali per conservare la speranza in un futuro di pace. Gesù, ha concluso Francesco, sia l'arbitro della pace per il Mozambico. E facciamo un passo indietro. Papa Francesco ha iniziato il suo terzo giorno in Mozambico nel centro sanitario di Zimpeto, fondato dalla comunità di Sant'Egidio, che dal 2002 con il progetto DREAM cura migliaia di donne e i loro bambini colpiti dall'AIDS. Questo centro sanitario polivalente ci mostra che c'è stato chi non ha ceduto alla tentazione di dire non c'è niente da fare, è impossibile combattere la piaga dell'AIDS e si è dato da fare per cercare delle soluzioni. Queste le parole di Francesco, accolto dai malati e dai sanitari della struttura. Il Papa ha parlato della parabola del buon samaritano, sottolineando che tutti quelli che sono passati da qui, tutti coloro che arrivano presi dalla disperazione e dall'angoscia, somigliano a quell'uomo abbandonato al bordo della strada. E voi, ha detto, rivolto ai tanti volontari e ai medici, qui non siete passati a distanza, non avete proseguito per la vostra strada come avevano fatto altri, il levita e il sacerdote. Voi avete ascoltato quel grido silenzioso, quasi impercettibile,
impercettibile di tante donne, di tante persone che vivevano nella vergogna, emarginate, giudicate da tutti. Prima di lasciare l'ospedale per raggiungere il vicino stadio di Zimpeto, il Papa ha incontrato anche 20 malati e visitato in forma privata 2 dei reparti. Prosegue dunque il viaggio di Papa Francesco nel sud dell'Africa. Questa mattina, pochi minuti fa, la partenza dall'aeroporto di Maputo, dove si è svolta la cerimonia di congedo, e c'è stata la partenza dell'aereo papale per il Madagascar. L'arrivo all'aeroporto di Antananarivo è previsto questo pomeriggio per le 16:30, dove ci sarà la cerimonia di benvenuto. Anche questo appuntamento sarà possibile seguire in diretta su Telepace 1 al canale 15. Veniamo adesso sul territorio, parliamo del Centro per l'Impiego di Chiavari. Dopo il via libera della Commissione del Tribunale di Genova, nei prossimi giorni i tecnici di Comune e di Regione si incontreranno per un sopralluogo nei locali al 4° piano del nuovo Palazzo di Giustizia, che andrà ad ospitare la futura sede del centro. Questa mattina il sindaco e l'assessore regionale al lavoro Gianni Berrino hanno fatto il punto. Sentiamo. Quali saranno i tempi adesso del trasferimento? Ho sentito proprio questa mattina il sindaco di Chiavari e abbiamo organizzato a breve un incontro con i tecnici comunali e con i tecnici della regione per capire quali sono le opere che dovranno essere realizzate. Penso poche a livello infrastrutturale e probabilmente ci saranno da vedere le reti e i servizi. E quindi a quel punto sapremo quando sarà il momento del trasferimento dall'attuale centro alla futura sede, che sono molto soddisfatto perché sono 400 metri quadrati, quindi spazi ampi e per dare nuovo respiro al centro per l'impiego, visto anche il potenziamento che è in atto e che finirà entro il 2020. Nei nuovi spazi troveranno anche posto i navigator per il reddito di cittadinanza. Ci sarà anche vicino l'ufficio dell'INPS recentemente trasferito, quindi si dà sistemazione globale comunque anche a questo discorso occupazionale. Assolutamente, sapere che all'interno di quello che doveva essere il Tribunale di Chiavari c'è la sede sia dell'INPS che del Centro per l'Impiego naturalmente rende per l'utente molto, molto più semplice alcune operazioni, sicuramente per i percettori del reddito di cittadinanza, ma non solo. Poi vedremo quale sarà il futuro del reddito di cittadinanza con questo nuovo governo. Ecco, sul discorso formazione navigator e il loro primo impiego per poter appunto seguire chi sta già usufruendo del reddito di cittadinanza, a che punto siamo? Diciamo che dal 9, quindi da lunedì, entreranno materialmente all'interno dei centri per l'impiego. Certamente quello che avevamo sempre detto come regioni e che ho sempre sostenuto anch'io come assessore della Liguria, ci voleva più tempo per far partire il reddito di cittadinanza, tant'è che tuttora i navigator non hanno a disposizione la piattaforma informatica su cui convogliare i dati, né sono stati ancora dotati del telefono o dell'iPad per svolgere le funzioni che devono svolgere. Tutto questo per averlo voluto fare in fretta, ma naturalmente non si dà un buon servizio poi al cittadino. Il meteo adesso si è conclusa a mezzogiorno, l'allerta meteo gialla diramata da ARPA per temporali sui bacini di Savona, Genova e del Levante. Il passaggio perturbato della notte nella prima mattinata ha portato pioggia, in particolare sullo Spezzino, e un abbassamento delle temperature. Non sono mancate isolate grandinate, mentre nel complesso si sono registrate 16.000 fulminazioni. Un primo break estivo a cui ne seguirà un altro nella giornata di domenica. Abbiamo fatto il punto. È stata la punta estrema di Levante, la zona maggiormente interessata dalle precipitazioni portate dal passaggio perturbato che ha interessato nelle ultime ore la Liguria. Per quanto riguarda il Tiguglio, la pioggia ha colpito maggiormente la parte orientale, Sesti Levante, la Valpetronio e Moneglia, ma non ci sono stati problemi, anche se sotto i nuclei più intensi non sono mancati colpi di vento e locali grandinate. Un primo break stagionale a cui ne farà seguito un altro nella giornata di domenica. Siamo entrati in un'evoluzione più in linea con il calendario, essendo stato agosto quasi completamente saltato da fenomeni di rottura stagionale che si presentano con un ritardo di un paio di settimane. Questo non vuol dire quindi che si passa a scenari totalmente perturbati o che da domani bisogna girare col
con il cappotto, però è chiaro che ora la stabilità estiva viene fisiologicamente a cadere e quindi a questo primo passaggio di rottura stagionale ne seguirà effettivamente un altro su domenica, più interessata alla seconda parte della giornata e la serata, con possibili fenomeni di instabilità sparsi sul medio levante. Le temperature sono calate di diversi gradi sotto i colpi di vento di tramontana, specie sul settore centrale, dove difficilmente in mattinata si sono superati i 18 gradi. Si sono mantenuti invece più alti i valori ai lati della regione, dove però è calata l'umidità relativa. Anche in questo caso un ritorno alle medie della stagione. Questa condizione ovviamente si andrà un po' a perdere nel momento in cui apparirà il sole nell'intervallo di domani, per esempio, ma in ogni caso ci portiamo lentamente verso la media della stagione, niente di più, perché fino a ieri eravamo comunque su valori sopra la media del periodo. Ed è stata certamente un'estate positiva dal punto di vista meteo, ma anche turistico per il Parco dell'Aveto. Tanti i visitatori che hanno scelto l'entroterra, con presenza ancora per tutto il mese di settembre. Abbiamo fatto il punto con la presidente del Consorzio Ospitalità Diffusa, una montagna di accoglienza nel parco. Sentiamo. Il desiderio di riscoprire l'entroterra e le sue tradizioni ha guidato molti turisti che quest'anno hanno scelto il Parco dell'Aveto. Non si tratta solamente di trovare rifugio dal caldo che opprime la riviera, ma di poter scegliere tra tante proposte e attività outdoor, dall'escursione all'arrampicata o semplicemente trascorrere un pomeriggio immersi nella natura, usufruendo dei servizi offerti da uno dei tanti rifugi. Unitamente a questo, anche la possibilità di conoscere le tipicità e la cultura del luogo, attraverso i prodotti o gli antichi mestieri delle tre valli del parco. Che siamo stati fortunati perché magari l'estate è partita tardi, ma è venuto molto caldo, per cui l'entroterra è stato un po' riscoperto e questo per noi è un grande valore, perché comunque vuol dire che tante persone sono venute da noi, hanno riempito le strutture ricettive, hanno fatto attività sul territorio e bisogna dire che anche il territorio ha risposto molto bene, perché hanno creato molte attività. Un bilancio positivo per le strutture turistiche ricettive e ristorative che hanno ospitato visitatori italiani e stranieri per tutto l'arco estivo e lavoreranno a pieno regime ancora al mese di settembre. È molto bello passare nell'entroterra per le strade che vanno verso Santo Stefano, ma Borzonasca, Mezzanego, in Val Graveglio o al Passo del Bocco, e incontrare le macchine di stranieri, e questo fa molto bello, perché vuol dire che noi anche al di fuori delle mura italiane siamo molto apprezzati, forse perché gli piace proprio un po' questa modalità più legata alle tradizioni, ai sentimenti, a questo turismo green un po' più lento, e poi è bello il contatto con le persone, perché io, sentendo anche gli operatori del nostro consorzio, sono tutti bene o male contenti della stagione, perché comunque hanno magari ancora presenze per tutto settembre, e adesso con il discorso forse che partiranno i funghi, la stagione dei funghi, per cui anche l'autunno porterà qualche presenza in più. Noi siamo nell'entroterra, ma con la cronaca, un aggiornamento che andiamo a leggere sul sito di ANSA Liguria. Un cacciatore di 78 anni è stato ucciso probabilmente da un cinghiale in Alta Valtrebbia. L'uomo è stato trovato in un lago di sangue vicino al suo orto. Sul posto i medici del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma è stato del tutto inutile. In un primo momento era stato ipotizzato che l'anziano fosse stato ferito da un colpo di fucile, da lui esploso accidentalmente mentre cacciava i cinghiali, ma il medico legale non ha trovato tracce di ferita, di arma da fuoco, bensì una ferita molto vasta a una gamba, compatibile con la zanna di un cinghiale. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Rovegno. La compagnia teatrale I Senza Pretese ha donato 1.300 euro all'ospedale Gaslini di Genova per la ricerca sull'epilessia. I fondi sono stati raccolti grazie a diversi eventi estivi in cui hanno portato in scena la commedia dialettale O Giardini d'Intriga Morugi. Allo spettacolo di Carro dell'8 agosto era presente anche Gianmarco Ghiggeri, direttore del Dipartimento di Scienze Pediatriche dell'Istituto Giannina Gaslini, che ha potuto illustrare alcune delle recenti evoluzioni in campo medico. In diocesi adesso si è svolto al monastero delle Clarisse di Levi la giornata diocesana di riflessione liturgica, un'occasione per ritrovarsi insieme tra sacerdoti e laici di varie parrocchie e riflettere sul senso della liturgia e sul suo significato per la vita della Chiesa locale. Sentiamo. L'evento voleva essere un tentativo iniziale di fermarsi insieme, tutti coloro che lo desideravano, sacerdoti e laici, a riflettere un po' su che cosa è la liturgia per noi, perché ci troviamo spesso a viverla, a celebrarla, ma non a rifletterci sopra, e poi cercare di capire più nel dettaglio
che cosa è la liturgia e cosa sta significando per la vita della nostra diocesi. Inaspettatamente, da un certo punto di vista, è andata molto bene perché c'era molta gente, c'erano anche un buon numero di sacerdoti, quindi abbiamo capito ancora una volta di più che il tema liturgico è un tema che sta a cuore, anche se magari è un tema poco dibattuto all'interno della Chiesa. Ecco. E quali difficoltà hai notato maggiormente tra i partecipanti nel rapportarsi comunque al tema liturgico? Ma certamente per i partecipanti si partiva da alcuni ascolti fatti l'anno scorso e gli anni passati. Tante persone banalmente non ne avevano mai parlato o non avevano mai affrontato l'argomento, quindi la difficoltà dell'iniziare era evidente e c'era. L'altra difficoltà è proprio quella di fare un po' rete, no? Di cercare di coinvolgere più persone possibili attorno a questo tema che, come dice la Chiesa, è un po' il fondamento della nostra vita di fede e anche di un discorso più teologico, quindi anche più di studio. Per quanto riguarda questi incontri, quale sarà il prossimo passo? Ma certamente ci siamo retti di fare questo incontro ogni anno all'inizio dell'anno e poi al convegno diocesano faremo un po' conoscere le varie attività a livello liturgico che vorremmo un po' proporre, sia quelle formative per le persone che già sono dentro la liturgia, in particolare i ministeri, a chi svolge un ministero nella Chiesa, sia quelle nuove che vorremmo un po' aprire a tutti, senza dimenticare che a Pasqua del 2020, quindi di quest'anno pastorale, avremo un nuovo messale, sarà l'occasione per prendere un po' da vicino i testi della Chiesa riguardo alla liturgia e per rifletterci tutti insieme. La parrocchia di Nostra Signora del Ponte di Lavagna celebra domenica la Natività di Maria alle 11, la Santa Messa solenne celebrata da Don Stefano Queirolo, arciprete della Basilica di Lavagna, in serata il canto dei Vespri alle 18:20 con la benedizione eucaristica, seguita dalla Messa solenne celebrata da Don Gianluca Trovato, rettore del Santuario di Nostra Signora di Montallegro. Domenica 15 settembre invece sarà la volta della festa patronale di Nostra Signora del Ponte. Linea adesso alla rassegna stampa, vediamo insieme i titoli dei giornali in edicola questa mattina e ci ritroviamo dopo per altri aggiornamenti. Prima pagina di Avvenire, lo hanno giurato, no discriminazioni. Dopo il giuramento al Quirinale, il nuovo governo è in carica. Lunedì la fiducia alla Camera, il primo Consiglio dei Ministri impugna la legge del Friuli Venezia Giulia, penalizza gli immigrati. Gentiloni designato commissario europeo, Furlan ora via al confronto. Costalli dice temo sbandate. E poi Salvini indagato, Lucano liberato, l'ex ministro denunciato per diffamazione da Rachete. In foto il Papa serve il coraggio della pace, Francesco sprona il Mozambico, il viaggio in Africa, difendere la terra è difendere la vita, no a chi depreda, tema che troviamo nelle pagine interne di Avvenire. Abbiate il coraggio della pace, da Francesco l'accorato appello ai governanti, alla società e soprattutto ai giovani del Mozambico e ai ragazzi, ricorda gli sportivi Eusebio e Mutola hanno perseguito i loro obiettivi senza arrendersi. Passiamo al secolo XIX, De Micheli avanti con la Gronda, cambio di rotta sul raddoppio dell'autostrada di Genova e l'esecutivo invoca poteri speciali sul 5G. Intervista con la ministra delle infrastrutture, non vedo problemi tecnici insuperabili, bocciato il tracciato bis di Toninelli, primo atto del governo giallorosso, impugnata la legge del Friuli sui migranti. La Lega dice attacco all'autonomia regionale. Passiamo al Levante, lo sportello del centro per l'impiego salvo, resta a Chiavari e si trasferisce nel tribunale. La commissione territoriale permanente ha dato il via libera all'utilizzo di alcuni locali nell'edificio di Corso De Michiel. Addio Nicolini, oggi a Sestri Levante i funerali dell'operaio travolto da un tir, dopo un mese di coma non ce l'ha fatta. Nella chiesa di Santa Margherita di Fossa Lupara alle 15 il tecnico di Società Autostrade era stato investito sulla A12. La strada fra Santa Margherita e Portofino è stata completamente riaperta, rimossi i semafori che regolavano la circolazione a senso unico alternato. La 227 era stata interrotta a causa della mareggiata dell'ottobre 2018. A Sestri Levante la Baia delle Favole lavori ai pennelli dopo la mareggiata e a Portofino in foto getto d'acqua in piazzetta. Ieri alle 6:30 si è rotta una bocchetta dell'impianto antincendio. Progetto contro l'abbandono scolastico, c'è il Natta De Ambrosis di Sestri Levante, finanziato dall'Unione Europea, vuole formare i giovani sui temi della cittadinanza globale, oggi l'inaugurazione. Andiamo a vedere se ci sono aggiornamenti in redazione con Giacomo Rizzi. Grazie Andrea e un saluto a chi ci segue da casa.
Il tenente di vascello Antonello Piras lascia il suo incarico di comandante della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure. Sabato 7 settembre, domani mattina, avverrà la cerimonia di cambio della guardia, presieduta dal direttore marittimo della Liguria, l'ammiraglio ispettore Nicola Carlone. A sostituire Piras sarà il tenente di vascello Ivan Bruno, precedentemente in servizio al porto di Livorno. Ricordiamo che si tratta di ruolo del capo del circondario marittimo di Santa Margherita Ligure, la zona che comprende 7 porti che vanno da Portofino a Moneglia. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Una delegazione del comune di San Colombano Certinoli sarà a Ravenna domenica per le tradizionali celebrazioni dantesche. Si tratta della giornata dedicata al sommo poeta, in cui Firenze offre simbolicamente l'olio per la lampada votiva di Ravenna. Per il 700° anno della morte del poeta non saranno rappresentate solamente le città di nascita e morte, ma tutte quelle città dantesche. Presente quindi anche il comune della Valfontana Buona con il vice sindaco Fabio Zabatteri e il consigliere Franco Amadori. Si conclude così questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna questa sera alle 19:15. Continua sul nostro sito teleradiopace.com, sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.